Tommaso Bettazzi va al comando dopo i primi 100 metri 1:03.04 davanti a Francesco Niboli che segue in 1:03.71, la batte 1:04.51. Questi gli atleti nelle prime tre posizioni ai 100 metri nella terza serie junior maschi, compresa quella in acqua. Sono 7 le serie alla conclusione di questa sessione mattutina di gare, tutta di 400 stile libero. Ci sarà quindi al termine di questa gara la seconda serie junior, la prima serie junior e poi si proseguirà con le 4 serie assoluti maschili, dove troveremo in acqua il beniamino di casa Federico Colbertaldo, naturalmente a seguito dell'ultima batteria assoluta dei 400 stile libero. Ci saranno le 3 premiazioni di questa specialità al maschile. Francesco Niboli si è portato al comando ai 150, vira ora ai 200 in 2:10.16 davanti a Bettazzi 2:10.79, poi l'Abate in terza posizione 2:14.64. Ricordiamo che la sessione pomeridiana che avrà inizio alle 15:30 con apertura vasca alle ore 14 prevede le gare dei 200 misti per le categorie ragazzi juniores assoluti e la gara dei 50 stile categoria ragazzi. Verranno poi effettuate le premiazioni. Ci saranno poi inoltre le qualificazioni per i 50 stile libero nelle categorie juniores e assoluti, che disputeranno poi la finale giovedì mattina. Intanto eccolo qua il tempo di Francesco Niboli, 4:22.77 davanti a Tommaso Bettazzi, 4:26.80.